Giovanni, possiamo dire che tu sei un ippico a 360 gradi, solitamente sei tu che fai le interviste, ma oggi invece ti abbiamo ospite a Vita da Driver, quindi parliamo innanzitutto della tua esperienza da gentleman. Tu hai un passato da pallavolista, però dal 97 hai preso la licenza gentleman, quindi parliamo proprio di questo. Vengo da una famiglia non ippica, come il 90% delle persone qua invece vengono dalla tradizione ippica. Ero un puro appassionato di cavalli, andavo in agenzia ippica, mi facevo qualche giocata. Poi, avendo un amico che veniva qua a Cesena, ma già da meno di 20 anni, che avevo meno di 20 anni, mi sono appassionato di cavalli e soprattutto devo dire delle genealogie, mi sono appassionato di allevamento. E infatti iniziai all'inizio a fare l'allevamento, che è quella forse che è la cosa che mi piace di più nell'ippica. Poi, provando un giorno per ridere a Bologna a salire su un cavallo a fare un giro, mi sono divertito, visto che non era così difficile, e ho detto perché non prendere la licenza da gentleman, e ho preso anche la licenza da gentleman, e così ogni tanto mi diverto a fare qualche corsetta. Ma all'inizio qual è stato anche l'aspetto più difficile? Poi ricordiamo che dopo hai iniziato a lavorare anche per l'ippodromo, quindi dopo è diventato proprio il tuo habitat. Sì, io penso di essere, se non la figura più universale ippica, perché proprietario, gentleman, allevatore, speaker, ufficio tecnico, ho fatto un po' tutto. Per quanto riguarda il gentleman non ho avuto particolari difficoltà, perché dopo mi sono appassionato a attaccare i cavalli, cominciai da Renzo Veneziani all'Arcoveggio a attaccare i cavalli, e poi dopo ho preso la licenza gentleman, ho iniziato a correre e lì mi sono divertito. Sono divertito perché è veramente emozionante l'adrenalina che ti dà. Io ho sempre fatto sport ed è un piacere l'ippica perché lo puoi fare anche ad età avanzata. Come vivi anche la competizione? Soprattutto ricordiamo, tu vieni da uno sport di squadra, mentre questo è uno sport individuale, quindi penso che l'approccio sia anche un po' diverso. La tensione c'è sempre, io sono abbastanza freddo, però la tensione precorsa è veramente, ti dà l'adrenalina giusta. A volte quando entri in pista trovi un cavallo magari un po' ardente che tira, tanto dico ma chi me lo fa fare, invece appena finisco la corsa vorrei subito farne un'altra. Una volta che si accendono le luci, si va dietro la macchina, è tutto tranquillo, sono abbastanza tranquillo. Ma la tua prima vittoria qual è stata? La prima vittoria già tempo fa a Ravenna, tra l'altro la mia città, all'ippodromo Candiano, che adesso purtroppo è chiuso, con un cavallo che si chiamava Uturbi, e non ne ho vinte tanto io di corse, quindi ho il vantaggio che me le ricordo tutte. Una che mi ricordo particolarmente fu nel Croce Rossa con Scroce Daghi, che vinsi e ho battuto sul palo un'altra cavalla levata da me che era Radenska Daghi, una vittoria che mi ricordo, mi fa molto piacere. Parliamo adesso del tuo allevamento, dove si trova e chi sono adesso i cavalli che più hai nel cuore o anche quelli che adesso per te sono più significativi. Mio padre, quando andò in pensione, aveva prese questa casa in campagna che aveva 2 ettari di terra. Io avevo la passione dell'allevamento e dissi perché non provare, visto che avevo la passione della genealogia. Ho iniziato così per gioco, con numeri bassi, nel senso di massimo 2-3 puledri all'anno, però devo dire che rispetto anche confrontandomi con gli altri allevatori, i risultati sono stati molto buoni, perché ho una percentuale di circa del 90% in pista, 4-5 cavalli, guarda, te li cito, che hanno vinto cifre alte, cifre più di 100.000 euro, tipo Borik Daghi, il mio primo cavallo che fece addirittura 18 primi nelle prime 30 corse, un figlio del Mondra, risultati eccezionali, poi Govor Daghi, Putnik Daghi, Divan Daghi, Radenska Daghi, e poi via via tutti gli altri. Questi è quelli che hanno vinto di più, però Govor Daghi in particolare mi ha dato il mio primo piazzamento in un Gran Premio, ma anche tutti gli altri, particolarmente Drazen Daghi, un cavallo al quale ero molto affezionato, perché come mi capitava spesso qualche cavallo allevato bene lo ricompravo per divertirmi a fare quel corsetta gentleman, ed era un cavallo bravissimo con cui correvo sempre, ho vinto delle corse. Quali sono le tue aspettative, i tuoi obiettivi? A livello così di allevamento non è che chiedo tantissimo, chiedo solo di andare avanti così, di divertirmi, di riuscire a vendere i cavalli, di avere buone percentuali in pista. Se vedo i cavalli che corrono anche a discreto livello, tanti, più che concentrarsi tutti su uno solo,
sono contento, vedo che anche gli ultimi arrivati stanno andando benino. Tra l'altro di recente proprio qua a Cesena abbiamo fatto un'intervista in occasione della vittoria di Velez Daghi. Come faceva notare anche l'allenatore, siete un team tutto romagnolo, dall'allenatore al driver al proprietario. Sì, tutti, infatti quella sera lì ci pensavamo, perché il cavallo di proprietà di Paolo Morelli, giornalista qua a Romagnolo di Cesena, l'allenatore Giorgio Cassani, che anche lui è romagnolo, io sono di Ravenna che ero l'allevatore, lo guidava Roberto Andreghetti che è di Ravenna come me, quindi era proprio, quella sera lì fu proprio un caso, Velez Daghi quando vinse qua. Un cavallo tra l'altro che finalmente sembra si sia infilato, ha sempre dimostrato grandi mezzi, ma adesso comincia ad avere un po' di continuità. Tu sei di Ravenna e adesso parlerei un attimo anche appunto della tua esperienza da pallavolista. Non so se c'è qualche sportivo, visto che a Ravenna la pallavolo è molto seguita, se hai tempo ancora di seguirla e se c'è tra tutti uno sportivo che per te è un esempio. Io ero appassionato di pallavolo, ho giocato fino a livelli discreti, diciamo di Serie C, però ero appassionato molto più anni fa. Ti dico uno sportivo che è sempre stato un ippico, Gianmarco Venturi, che molti se lo ricordano, era un alzatore eccezionale, giocò a Ravenna, giocò a Sassuolo, giocò in nazionale, tornò a Ravenna a fine carriera, vinse lo scudetto col Messaggero ed è sempre stato un proprietario di cavalli. Mi ricordo che coinvolse anche qualche giocatore del Messaggero, giocatori tipo Ricchiello, Margutti, che io conosco ancora, con i quali giochiamo ancora a pallavolo nonostante la nostra età, sotto il sole alle 3:30 del pomeriggio. Ecco, posso dirti lui perché oltre ad essere un fuoriclasse, perché era veramente bravo, e lui era un ippico.